teatrale Georgios di Monforte San Giorgio, ho il piacere di presentare un classico del teatro siciliano, L'eredità dello zio canonico, commedia brillante in 3 atti dell'autore Antonino Russo Giusti. Immaginate di tuffarvi alla fine degli anni 60, quando la morte del canonico Favazza getta in un profondo dolore i suoi familiari. Antonio e Nunzia, che sono i più diretti interessati, attendono con ansia l'apertura del testamento e con essa la soluzione a problemi pratici, quali un affitto da pagare e una figlia da sposare. Questa che vi presenteremo è la tipica commedia degli equivoci, con personaggi che conservano una loro ingenuità profonda e si stupiscono per l'ingresso di una poltrona in una casa, un evento eccezionale per quel tipo di gente, una classe sociale oggi totalmente sparita, che ha fatto spazio ad un'indistinta classe borghese, in cui ancora regnano avarizia, avidità, servilismo. Con questa commedia, che è tratta dalla vita quotidiana, se da un lato proveremo a divertirvi, dall'altro vorremmo chiamarvi alla riflessione, che solo chi non lascia eredità di affetti, poca gioia ricaverà nell'anima. Grazie a tutti e buona visione. Signora, non è che siamo Cazzo di la cazzo. Adagio, minchia, quanto pesa! La schiena va rompendo. Un abito un tasto. Sì, e con tutte queste scale capelli, posso fare una vacanza fatto bello. Ma scusate, non è vostro travaglio visto? Certo, signorozza, ma se mi dai una mano invece me la dai, non è che mi dispiaceria. Ah, quanto è bella sta polciona. E l'ultima novità. Va bene, oh. Ah, finalmente posso vedere sta casa bella mobiliata. Mamma, ma chi l'avete a pagare? Sempre a cambiare. Ma che sei stupida? Con l'eredità dello zio canonico ne potevo cantare un intero magazzino di mobili di lusso. Sì, ma è sicuro che gli eredi lo zio canonico papà? Sicurissimo. Senti, Pipì, tu ti pagò mio marito? Signora, già se ne acconto come principale. A me invece non mi ha dato molto niente. Dopo tutte queste scale che feci. Ah, mamma, quanto è comodo sto divano. Sì, tutti santi e beneditti di sotto che spinnemmo. Ho capito, va. Non si può scanare. Io ho portato tutto e posso andare. Grazie tante per l'aiuto e per generosità. Faccio le mani. Arrivederci. Che permesso? Ciao, sì, Mario. Ti piace sto nuovo allenamento? Bravo! Bravo a me vicino Antonio! Vedi Mario, che d'ora in poi, a come intripeti tutta sta casa, stava a pulizzare i scappi a meno mensura solo davanti all'ingresso. A cominciare di Dio, capisti? E poi è per vostra bontà, cara la cucina. Spero tutto bene. Per sì e per no faccio cosa. Mamma! A sta staria davina, se dici tu si va da si sabbau. Manco, ti ho posto un bavaro. Ma è tutta sta filosofia ogni divino sudato? Sì signora, e mi imparai pure che oggi non vedi, poi non doli. Ancora, non c'è l'eredità del zio canonico, perciò è meglio di buttare ferro. È meglio che mi ne una panna, prima che mi passano 5 minuti e scoppio. Eredina, ti convincisti? Pazienza ci vuole, Mario. Ma che tu pannaio io se tornai da guerra senza un braccio. Scusa, che vuoi dire? Voglio dire che sei capaci e le reti di zio canonico. E io spero di sì. Pensi che io posso sperare di diventare tuo marito? Ma che discorso è questo? Io, dopo 2 anni d'amore, credi che ora che sono ricca devi stare a dire Mario, a dirmi? Gioia, tu no, ma la senti dopo parlare da mamma. Ah vai, non fare giusti discorsi, va. Ti monti bello tu, ti metti temo, terrati più
Guarda, vivo, un zio canonico. Quanti naturali! Pare che volessi pure parlare! Naturali! Becco! Oh! Ma a me mi pare un grosso! Usa che ha ragione. Di quant'anni che morivo? Figlio di uno sviluppo che poi mangiare a me. Minchioni! Pare pure che mi guarda! Ancora andiamo a asciugare. Oh, ora sapete che ci faccio? Ci faccio fare l'ingrandimento. Sì. Andiamo a chiedere un mese e 90 per due. E poi mi metto in camera letto e hanno ti fanno mi spiglio di facciamo una bella discuruta, una bella zio. Ma, papà, non ti scanti di parlare di morti? Oh, figlita bene! Io mi scanto di parlare chi vivi. Già mi vedo che ci domani. Zio Canonico, come può passare in tuo paradiso? Chi mi vecchia? Mi rispondido. E tu? Zio, io aspetto l'eredità. Vedrai, mi dirà zio. Allora buono, senti, Antonio, eri quegli Zio Canonico, quanto è bello! C'è giorno per il mare! No, che amore fresco! Sì, è fatto di un nave. Ma, Fucino, l'ingrandimento, ce lo fai fare voi? Ma lo voglio! Ma che si fa? Non vogliamo, zio, chi hanno colesterolo? Oh, chi tu che vi raccomando, io di tenere sempre a sua lumini e cannini. Avete giorni e notti, va bene? E vale per tutti. Poi, un'altra cosa, non la peste dell'otto sito. Perciò, pannelli neri, camicette neri, cosette neri, mutande neri, magari regimini, neri, tutto neri. E da oggi in poi, l'otto magari non fa mangiare, sì? Mangiamo pasta con il di Siccia. Cosa comincio? Senti Antonio, ma adesso non lo dare. Chiedo cannai, tu sai che stava mangiando? Che c'ha un piatto all'aula, parlando con poi. Si metteva a parlare di un certo Conte Lino Ugo, che si mangiava il suo figlio. Ma insomma curata, io ancora non ho attaccato a Cristo. Sicuro! Ma no, è il conte Ugolino della Divina Commedia di Dante Alighieri. Appunto, insomma, va, questi avevano avuto chiacchiere in vita. Che quando morirono, ripicchiarono tutta questa discussione in conferma. E che ci diceva... La bocca sollevò del fiero pasto e ci mangiò i tutti catenazzi di poggio all'arciviscovo Ruggeri. Ma io ci disse notare, signor notare, a sto arciviscovo dopo, lasciateci mangiare in Santa Pace, o signor Contelino Ugo, uomo civile si chiama, e datemi una piccola conferenza mia. E allora io mi rispondevo, non si può, c'è il segreto professionale. Ma scusateci, dissi io, qual è il segreto della professione se il testamento è pubblico? E allora io mi rispondevo, il testamento diventa pubblico con la pubblicazione. Il testamento pubblico non è pubblico, ma è privato. Ma giusta la confusione, io non gioco con niente. Ma quello? Ma un notaro vorrei a sapere quelle regole. Certo
canonico, gli aveva grande pulizia via. Infatti, ogni volta che mi chiamava, sbadigliava. Ma se non che era, mamma, poi la cameriera mi confermò, mi dissi, o zio canonico, morivo come noi. Se me la monta la lingua? Ti chiamava? Sì! Sì, Uria qui. Però che dici? Antonio, io mi sento in un lupo campo. Io ora lo so io. Dunque, o zio canonico morivo dicendo, Antonio, ti lascio! Ti lascio! Ti lascio! Ti lascio! E non ho tempo di dire che parola ieri. Più chiaro da così. Ti lascio. In quel momento è mancato il fiato. Sì, signore, ragione lei. Difatti, un dottore, in tale analisi che ci fece per farlo trasere o Camposanto, dissi che morivo per mancanza di fiato. Guarda, dico io però, anziché dire 4 volte te lascio, non poteva dire un te lascio di meno. E così che ziccava la parola eredi, e poi c'è un'altra cosa. Dico notaro che pigliava il testamento do zio, hanno pagato 2000 lire. 2000 lire! E non ne vediamo! Io veramente strada facendo pensavo e pensai che ci potessimo cercare la facciata di casa. Ma come cavaliere d'amore? Ma se ancora c'è un po' che l'affitto? E va bene, che un cavaliere è stato sempre buono e aspetta, non scusa. Ma con ciò domanda, che ci vuole una persona coraggiosa? E una bella faccia impegna pure. Ma perché non ci diciamo come maresciallo di Carabinieri? E io non ci può dire no. Antonio, non è che pigliamo magari 7.000 lire? Uomo avanazza, vedi che c'è tanto di testamento in casa bollata. Antonio, guarda che io non ci voglio più stare in questa casa. E tu non ti preoccupare, che ce ne andremo nel nostro nuovo palazzo di via Vittorio Emanuele. A 5 piani! E con balcone di tutta l'area, e panorama a levante e a ponente. E che musica che non manca mai. Quale musica? E che fa? Non dimenticasti? Che funerale passano tutte da sotto. E poi c'è la terrazza che si può giocare a palloni. Per non parlare della vasca di bagno, che è una meraviglia. Io voglio fare un bagno tutti gli anni. Io pure, mamma. Sì, mettiamo tutta vasca. E io facevo un bagno che ci sto. Ciao. E poi a mia figlia ci ha cattato una bella vista agli aviti con un bel numero di passeri solidari. Di chi? Per la cucina. Di passeri solidari. Io ti c'entro di passeri ora. Mario, non ci fare caso, ignorante. Io ti mia che segue passeri solidari, o come vi chiamate brillanti, a mia figlia ci ha cattato un bel cappello con un bel acetto davanti, tu capisti? E allora, vedi che ce l'ha cattata da rete. E perché? Perché hai davanti non si usa più. E allora sai che faccio? L'acetto ci metto sia davanti che da rete. Sì, e tu si pare una bella angela in cabina. Tu stati muto, a poi, quando è tutta bella parata, avete fuori a tuoi balconi. Sì, e tu si sennivola. Stati muto, Pablo. Mario, state molto, va! Mia moglie voleva dire che piglia e riesce in tuo balcone. E quando si casa. Sì, e si fece mi figa. Scongiututi tutti e due, da così si fanno i matrimoni. Senti Mario, si sapesse a presentare un pitturello, un avvocatuccio, un farmacista,
ti autorizza a non far linciarsi. Minimo, ma che essere in un barone. Ah, e tu, che c'è già? Io minimo, ti avevi 4 passi in tuo stemma. Vicino, io vennuaio. Dove stai? No, aspetta qua, oggi tu mangi carne. Grazie vicino, ma già mangiai. Ah sì? E che mangiaste magari domani? Ah? E allora da oggi in poi tu mangerai qua con mia, come moglie e come figlia. Anzi, si può ti vuoi bucare col cane, con mia. Va bene? Grazie vicino, ma ora io ho un appuntamento troppo importante, non posso mancare. Vabbè, ti aspetto stasera. Vedi che sta bucando con mia, eh? Ah, e a meno male che ci dicisti, perché pensavo che volevi fare bucare con mia. Ma tu non ti preoccupare, volete perdonarmi e non canto mezzo. E se pare una sapienza parola, piglio cani e mi buco magari. Vicino, sei troppo gentile con mia. Sono permesso. Vedi che mai, io mai stesso sangue, figlio di un palazzo, e la rispettare. E cudo tocca. Tu e a mia non mi piace. Buono, Tu papà. basta tranquillo, allora ti piace, voi. Mi piace con mamma, morì un tabella appena scultata la testa, e il postissimo Dio Mario che dia un braccio. Ora io a tutti e due l'ho stampato un come vuoi, e non tocca mai, è come se toccasse a me piace, perciò vedi come la comportare. Scusate, è permesso. Quale permesso? E lei che è una fuori di casa, io prenderò, ma... Prego, Valerio, sei come una setta poltrona, no? Piace. No. Lo sapete che è veramente comoda sta poltrona? E ancora non dagli studenti? Non c'è la bellezza. Caincia e ho chiesto tutto nero. Seggi, mobili, piatti, lampadari, tutto nero. E poi mi ha fatto una bella camaroletto tutta nera, e stile Santo Rocco. Sì, San Francisco. Ignoranti, si dice barocco. Don Antonio, perciò voi siete l'erede? Sì, cavalieri, sì. Un raro mi dissi che in mezzo canonico gli aveva una grande pulizia che mia. Infatti, morivo dicendo... Così vedi, si vedi. No! Ti lascio e eredi! Sì, signori, perché difatti la E l'ha detta con la lettera maiuscola. E come lei mi insegna, la E maiuscola funziona come pronome di cosa? Ora, il pronome sono io. E la cosa è l'eredità. Don Antonio, sì, bimbi. Uno dei testimoni per l'apertura del testamento vorrei essere io. Cavoli! Un onore mio particolarissimo! Succedi ora. Il peccato però che pigliava il suo testamento dopo sanno a pagare 2000 lire. Già. E così nessuno da Roma. E chi sta un deposito di lice? E oggi è così difficile trovare 2000 lire. Difficilissimo. Un notario è pronto. Aspetta solo che ci buttiamo un deposito. Don Antonio, cosa avete bisogno di soldi? Ma no, cavaliere, che andate dicendo. Ma su cavallo è così tanto buono. Oh, Don Antonio, non facciamo complimenti. Ma io veramente avevo pensato, mi ci faccio parlare di maresciallo dei carabinieri. Sia, sia, ma perché ne mancava coraggio, invece domandavamo noi e pensiamo, più coraggioso un maresciallo dei carabinieri qui c'è. Ah, ora capiti. Ma hai scantato. E va bene, e poi io ti do Don Antonio. Grazie, cavaliere, e siamo a posto. Cavaliere. Che succede ora? No, c'è da dire un'altra cosa. Che sicuramente ci dispiacerai che assai, ma io ce l'ho detto. Parlate.
Cavalieri, ce la sta a casa. Mi lasciate a casa. E che ora stanno vedendo? Per forza, cavalieri. Mio zio non si poteva pure offendere. Io mi diria, Antonio, che fai? Io ti lascio un bel palazzo e 5 vieni e tu ti stai andando a parlare come marchista. Senza offesa? Ma perché, scusate? Ma che invece ancora non mi date? Ma non era questione di umidità, ma lei capisci? Un palazzo a 5 piani? Una vasca di bagno piena, meraviglia! Cavalieri, se si vuole fare un bagno a disposizione, Sì. Grazie signore, però non si disturbasse. Dico, però a trovarvi sicuramente. Grazie, cavaliere, grazie. Ora io però me ne andare. Anzi, visto che mi lasciate a casa, perché non venite con me? Scriviamo 4 belle perché le denuncia e vedo che pure tutto me la rete. Giusto, ragione. Andiamo. Cavaliere, mi dice a buon'anima dove non li può palazzo. Sì, signore. Zio, ci presento il cavaliere Amore, che senza bisogno di parlare con un maresciallo dei carabinieri mi sta prestando scritto meali di chi servono un puto testamento. Ora andiamo, io mi do le soldi, mi stai ruando. Con permesso, signora. Arrivederci. Arrivederci. Io magari che stare su bem. Ora prima che cose si complicano, con mare bisogna farla finire. Come futuro meglio devo avere tanto di stemma. Ma che vuol dire, mamma? Parli di stemma stampato sopra il biglietto da visita o sopra tutto? Ah, non è stampata, a me non mi interessa. Io avevo 4, ma che dico 4? 5 pagine. No, Dio. Senti, figlita, tutto ma ce l'avevo di spiegare, no, Mattia? Mamma, senti, è meglio parlare chiaro. Ti giuro che se fai l'armadio di sta casa, io me ne fui io quello. E allora prepariamo un impreso come fidanzatini. Troppo lusso. A noi oggi due ne basta un pezzo di pane. Ma sentite sta maleducata. Ma che va a fare? Ma devo la governativa? Che va a fare? Quello che campa sulle spalle del governo. E che compagare Mario si è mutilato di guerra? Tu non hai caputo niente, i duoli, i soldi, l'eredità. Ed è per questo che avete voglia che si sciga. Due Anna, veramente, se proprio ti interessa, io avevo 2 anni che mi scigavo. 2 anni di scigamento e io non sapeva niente. Sì, mamma, sì, di quando il zio canonico stava buono e tua figlia non aveva manco una camicia per correre. Sì, di quando tu stessa e non può dire di no. Ti preoccupavi che ti stava aspettando a sta casa, perché non c'era nulla che mi guardava, manco un cane malato. Solo Mario mi pensava, solo io. E tu, ora vorrei ci dico, Mario, ma dimmi, perché ora sono ricco e mi marito con un nobile. Ah no, mamma, non avessi chiesto di figlia, di due Sant'Antonio di Medoci, per fare un simile tradimento. E mutilato, va bene, ma in compenso, io avevo una cosa, ma una gran cosa. E chiavi, sentiamo. Chiari, una gran medaglia sopra il petto che tutti, ma guarda tu, dove sei arrivato a petto? Signori, vedi, bella faccia in pigna. Ci vuole coraggio. Ma sta capanna che... Così dopo? No, consiglio di famiglia. Ah, i tuoi parenti ne voglio più. Sì, io con permesso. Ecco riunita Sacra Famiglia. Sì, Gesù, Giuseppe e Maria. Sì, Maria Maddalena. Ah, finiscono tutti e due. Ma ho capito chi pagarebbe. E quanto è bella sta bocciona. Chi sta dopo più di 100 anni cucina Antonio. Grazie, assai sono. Poi si camomilla. E invece di permettete un massetto. Sì, ma andate a legge però, perché mi volevo rompere pure i piedi. Oggi, e la gata va parlare. Si cadevi magari a Uiauci. Ma che non fa la messa biancata? No, ne avevamo a fare 2 punti. E allora, se a mia mi tocca un piano du palazzo, du
zio canonico, a tia stai a fare maritare una bella figliola e di buona famiglia. Ma scusate, cugina, te vedi certi figli di baroni di mano in caso? Ma con tutti sti ricchizzi, e tu sta bella medaglia 20 volte su quel letto, ponciato di ritto ritto. Buona posante. No, in una casa principesca. Scusate, cugina, è un miseriolo tutti questi ricchizzi. L'anima Dio è a roba che ci tocca, ci disse zio canonico nudato, perciò a roba è noscia. Povera ignoranti. Zio canonico morì, pace all'anima sua. E la soglia tre cucini carnali, fatti con suo stesso sangue, tre favazza io, favazza tu, favazza lui, favazza tutti i nostri figli. E abbiamo coniugato il verbo favazzare. A donanima tu papà? E canto nella bella somma. No, mi diceva Maddalena. Lei di sopra. No, mi diceva Maddalena, io voglio che a tua cucina Antonio Favazza un rispetti come un padre. Scusate, cugina, ma quanto è Ah, sbagliavo, volevo come un frate. Ah, e allora? E allora, morto zio canonico, pensai a voi e mi dissi, questo è il momento giusto che ci dimostro a mia cucina Antonio che ci voglio bene come un frate. E poi i miei vicini di casa erano dissi, ma cara signora Maddalena, ma perché non vi mettete d'accordo i vostri parenti e vi dividete l'eredità in santa pace? Ma quanto sono buoni sti vostri vicini di casa, guardate. E ditemi una cosa, e che finisco qua senza venire a parlare con l'avvocato? No, un nulla parlare, buongiorno. E ditemi un'altra cosa, sti vostri vicini di casa, dopo, sanno no, che c'è un testamento depositato? Ma caro cucina Antonio, ma quando siamo tutti d'accordo, un testamento si scialza. Se non si può scialzare, facciamo testamento così non fece testamento. E a così, a roba non divideva in parti uguali. E poi l'avvocato mi disse... Chi era il vicino di casa? No, non c'è per caso. Insomma, siamo dello stesso grado di parentela. E perciò a roba viene divisa in uguali porzioni. Sempre, se non ci fosse un testamento. Ci donna, un testamento la sa tu perdere. E la volontà del zio canonico? Un zio canonico non aveva preferenze, pinnullo. A mio onorario mi disse che se siamo tutti d'accordo, chiamava il gruppo, facciamo un atto di contentamento, in avanti all'aucia, e a così l'eredità si può dividere in 3 parti uguali. Voi che volete a terra va via di voi. Senti pappi di terra, sì! A così spera. Io e Mario dividiamo palazzo. Voi così in terra ci potete piantare cipolle, pomodoro, pipi... Scusate cugina, queste non sono cose che me le guardano. Io da terra ci posso seminare chi tu vuoi. Pure E perché non ci seminate una bella picca di ferro filato? A così all'anno vi nasce una bella rattalora e barattati. Oh, grandissima figurare che non si dialoga. Questo significa calpestare la volontà di un morto. La volontà del zio canonico si sapeva, e tu non avevi preferenza a pinnuto. Avevi mai avuto qualche mira? Mai, manco una festa di San Giorgio. E che facevi tu? Puoi dimenticarti tu quando andavamo alla festa di San Giorgio? Che mi dava? 2 olive mia, 2 pipisettane a mano, 2 pomodoro secco a cui. E poi, non saccio, sinta salistia, a vostra moglie ci dava qualche cosa sul tabacco. E che ci sono pure un po' da parte? Insomma, ci travagliamo tutti. Voi ci facevano salistano. Io ci lavavo a biancheria dell'altare maggiore, mentre vostra moglie, ta salistia, ci lusciavo carnileri. E poi stavo un po' di nasti, perché non mi faceva mangiare la canniva. E per questo, secondo voi, onestamente, mi sa chiesto lo stesso per tutti i giorni. Oh Mario, ma che facessi di giù mettasti? Parla. Ma dai sta a dire? E allora patriota.
da cameriera do zio canonico, vi spasciò a testa, picchiccia a nasco. Ma lo stesso volevo che andasse voi. Ad ogni modo, sincero, cara regina, io sono religioso e rispetto la volontà del mostro. E a me invece sta volontà non mi comincia affatto. Mario, parla. E stai aspettando che racconto gli altri due e poi parlerò. E poi scusate, che vi sapevano gli altri? Che suo zio mi ha qualche ispirazione divina. Sì, però lo Spirito Santo. E me? Io invece credo che se pure avete la preferenza Santo Testamento, voglio dire che sutta, uzzu, sant'Ennia, vostra moglie. Ora bellissimo pezzo di scuola basta bruciato, ma ora che stai in questa casa? Antonio, lasciala bene, No, vuoi che soddisfazione! ma dico, di suo marito. Ma che c'è tuo marito? C'è una questione politica? Sì! Sì, lo sentiste quello che vi disse di andare? Ah? Sì, lo guarda tu! Ma ti fai ora, Antonio? Ci credi pure che mi dice Maddalena? Ma poi lo zio, a mia 77 anni. Che vuole dire? Non figliolo magari. Ma scusa, lo zio, veniva mai in campo. Certo che veniva. Io no. Magari di notte. C'è tu che facciamo una scala, io picchierò e i vicini. Via. Sì, non vuoi niente di dire. Lo sapete che cosa ci acconsenti? Ma ora stiamo in Antonio, le occasioni. Ma non va, Antonio? non è nato, non lo davo, ma chi ti posso sottolineare? E così apriamo questa cosa. Buongiorno mamma. Bene, marito. Liscio, a noi a un notario. Oggi avevo a sistemare questa situazione. Veramente, il testamento si apre domani. Oh Mario, vedi che mia mamma non sta parlando del testamento. Tu stati muto e passate a banna. C'è permesso? Oh, da Valeri, ossia mi frasi. Oh, appena mentivo Mattello e se no per dopo tu si presentò subito prima in pelino. Signora, vedete che tu menzioni l'innovazione del canale e così ci fa sapere a casa. Facilissimo. Grazie. Ma guarda una curiosità. Ma qual era la femmina che cuccia in tascala? Che sbrainava? Che mi pareva di ordinanza? Senti da Valeri, ieri a me vicina Maddalena. Se fossi le reti, io mi vicino Antonio e venne qui proporre di strazzare lo testamento e dividere l'eredità in parti uguali. Ah, allora faceva l'interesse solo. Non si può alzare un testamento. Ma Maddalena, un buon pugnare lo testamento. Signora, veramente impugnare un po' il testamento. Però è difficile perché prima di tutto c'è l'onestà e la rispettabilità del notario, che sono importanti. E poi fra i testimoni c'è il vicario Chiarenza, un sant'uomo, che basta solo la sua presenza per garantire che tutto procede con la massima legalità. Ma guardavi ora, ti lo disinventa Maddalena quando si apre il testamento E finirà per rassegnarsi. marito che mi priora. Io sono marito, un cristiano senza scrupoli, un maladato. Non si può manco ragionare. Cavaliere, mi fai sta cortesia domani, accompagnassi lei a mio vicino Antonio a un notaro. Signori, mamma mia, perché mi avete azzeccato in queste punte? Ma ci sono pure io. Caccione, carabinieri! Tranquillo, che in due risolviamo la questione. Sentissimo, se si tratta di una questione a parole, e allora io ti posso magari aiutare. Ma cara, si tratta di bastonati. Io sono malato, soffro di arteriosclerosi, acidi, colecisti, diabete. Ah, decidi di vero, perché a me non mi pare. In apparenza, signora, ma sono io malato forte. Chi è che diceva lei? Veramente non hai parlato. Vuoi dire, diventare magari subito. Io non ci vedo, miopia, presbitenia, io non mi fido. Ma davvero cominciano i bastonati? Ma quali bastonati? C'è pure un notaro. Allora siamo a posto. Arrivederci a più tardi. Arrivederci. Cavaliere. Ma Lucina, mi nuovo pure io.
Ne vediamo domani a un notario. No, aspetta Mario, che devi parlare? Che mai da dire? Ma ti pare giusto che con una figlia schietta a casa, tu vedi 2, 3 e magari quattro di anno? Ora i vicini che possono pensare? E se mi capitano un buon matrimonio? E se pigliano informazioni? Ora io sto disonore per mia figlia, non voglio più, vuoi capire? Io ho rispettato mia cugina come una sorella. E se certe dono s'azzarda a dire certe cose sul suo onore? Sogno da pace, devi formarlo. Pur una mano sola. E lasciamo stare ora un riformatorio. Io pensai, e non compromettere più a mia figlia, che ne pensi dire che tu da oggi in poi non metti più piedi da sta casa? Avete ragione. Però, se mi avvicina Antonio mi domanda, come mai? Io non vengo turcare, c'è l'esplosione. In casa mia comando io. Sta bene, e allora mi giuro sull'anima di mia pace che a vostra casa non metterò mai più piedi, vi saluto! Non vediamo. Ma pure. Ma non è che stavo tutta tardi A me casa! Buono, E che parlo dopo? Ti dissi che da oggi che stai magari a casa. Ma chi è che ha bisogno di nuoto? Io niente hai. Insomma, finalmente devo andare in sotto. Domani 10 che abbiamo testamento. E per grazia di Dio, il dimensio sarò l'erede. Ma se vuoi sapere che hanno tutti e due? Ecco. Che te lo faccio? Mario, posso ricevere l'onore di domandare la tua mano per mia figlia Pavazza? Antonio, ma che stai dicendo? Siccome mia moglie soffre di intisa, non ha sentito la preposizione, e allora ripeto la frase. Scusa. Mario, posso ricevere l'onore di domandare la tua unica mano per la mia unica figlia Agatina Pavazza? Alto, la figlia è mia. Prego, al 50%. Che permesso! Ma che ci fatti? Da questa volta è come vuole Dio. A tua casa fa come ti pare e piace. Questo è l'ufficio di Donataro Nicolosi e non andiamo a fare a conoscere. E va bene. C'è permesso. Si consenti ora. Pigliano che scoccia tu e cerco io che ti maridai. Mi pare che sei tu, ti amai. C'è permesso. C'è un cesso. Perché a vostra casa quando vedi? Se proprio mi interessa, un pisciaturi l'avevo un tobaccuni. E allora che volevi? Che mi pare che diventa un gabinetto pubblico? Ma che capisco? Vino un testamento! Pupui parlavo. A volete aprire sta porta che mi sta mosciando. Prego, accomodatevi. Un neo caro. Un calamaro. Ma chi è sud? Sì signori, io sogno un segretario, a Camora un signor notario è impegnato da una stanza, ma voi che siete, l'eredi? Semmai è la mia signora, la defunta eretica del canonico Pavazza. Tanto piacere e auguri, assettatevi, un notario impegnato. L'hanno ammazzare se non mi lasciò i letti. Muta cretina, prima di sciarsi ti dissi di parlare più piccola. Che cupannare uno muta? Oh santo, non cominciare di prima mattina? Ora si usa parlare piccola, quindi mi raccomando, muta e vivi e lascia parlare all'uomo.
Scusate amici, vuoi pigliare un caffè? Un purè. Sì, va dai. Un caffè! Scovolini. Cameriere! Oh cameriere! Questo vicinato che parlia! Oh, e chi è il modo di rispondere questo? Basta saccio! Scusate, buon uomo, perdonate il mio irriverente modo di fare. Al vostro servizio, comandate pure questo umile servo. Ma che mi sta pigliando, cucolo? Cerca di farti un piccolo spiritoso e portami subito su tazza di caffè. E questi caffè come li desideri, espressi? Certamente. E che vuol dire che mi l'aveva a pigliare su vostre? No, curremi, signora! No, io non ce la faccio. Mi tira pigliata supa. Sì, e quando poi dici calata la carne, ma devo stare muta! Che bello si mangia. Ah, voi a piacere vostro non ci sentite male? No, non hai il sugo di maiali. I potremmo fare che un lavoro davanti a vedere la chipuata. Ma quale buona, maiale? Cameriere, va, portali sto sul caffè, muoviti. Subito. Ah, scusi, signora, lei il cappello gradisce corto o lungo? E perché non c'è domanda addosso? Ora ci muovo una sto maladucato e ci impara l'educazione. Ma tra la battuta si può fare ora, Ora dai. che 4 5 minuti da faccia, si la finisce di giocare. Chi davvero? Muoviti. E magari stavolta ti voglio staccare. Ma perché che dissi? Ti dissi, mi pare, più piccolo. Mo è vivo. Oh santo, tu vedi come io ti faccio stare fuori? Ah, vedevo. Scusate, decidimi una cosa, ma quando si ha un testamento, mio marito, che va a restare capo mia? Perché che vuole regalare la mia ora? Ci mancheria quello che sta. Scusate, sta cretina. Volia sapere se posso assistere all'apertura del testamento. Ah, questo lo saccio, questo notario la va a dire. Ah, mi paria perché se cacchi i miei parenti non mi vuole, io alla faccia ce l'hai. Sapete queste intenzioni? È meglio che ve ne andate. No, resto. Oddio, io. Ma ci potevo comandare il biscotta? A ricotta. Ragioni alle signore. A ricotta questo caffè. È una cosa. Ma una cosa. Speciali! A sera mio marito mi buttò una cavagnetta, ci metti un caffè e mascialai. Trattare muta. Santo mi sta mettendo in soggezione. Le elezioni. Lo sai che non ci votano? Ma che studiava la verità che t'ha puntericchi? E tu la devi avere da bocca. Senti il capo e dimmi, quant'è che paga? 250 lire, servizio compreso. Minchioni! E non mi sei fatta dormire? Ma cara di Dio, signora, almeno da un giorno così fiscia secchi. Insomma, sta boccazza non vorresti inchiudere. E capi chiudere. Grazie, signore. Decidimi una cosa, che c'era che ha un suo pretendente all'eredità? Come no? Quindi magari no, sono nipoti. Sapete che tu che bulia? Faccio un succato. Perché? Fumati? Fumati. Sì, picati. Fumati! Sì, grazie, l'accetto. Ma l'accettate o non ci succato? Sì, grazie, che se ci vuole a mio figlio, l'altro. Ma voi non sapete quella la sua eredi, vero? Qui è il mio cugino, voi l'avremo a sapere. Ah, le vedi? Che se lo faccio? Di gusto ha fatto tornare su casa. E allora, un insicetto di fumare, tu avete. Se avete bisogno di un avvocato buono, c'è mio figlio. No. Non è laureato, ma
accompagnare San Francesco d'Assisi, perché non venne la sua moglie a pregare. Santo, ad Assisi, come a fare? Ma quale Assisi? Che capisci, scoglioluta, tu eri? A Corte d'Assisi è un tribunale penale. Già oggi finisce. Perché piglia cacchione a Lignani. 6 mesi mi voglio fare con tutto piacere. E 6 mesi li faccio fare pure a te. Tu pensa tia? Sentite, amico, non è meglio che venite fuori? Io sogno amanti da pace, voi siete troppo nervoso. Non vi scantate che non succede niente. Solo che se mi cucina Antonio mi fatti a parlare. Un pastonetto. Ma che è città? Che? Io sono questa mia. Come? Un bicchiere di acqua. Buongiorno a tutti. Ciao Mario, come sei? Buono, tu posso offrire un caffè? No, grazie vicino santo. Non ne posso picchiare, mi fa bruciura. E allora mi dite un'altra cosa. Che faccio? Ci ho fatto un gran pari bello. E non campare un po' con un amico mio, che te ne vai? Oh, grazie, sogno sazio, vai non ti porto là. E poi? Basta. Scusate, signora defunta eretica, ma sto signore, qui Me cucito Mario Falazza, eretico Macaraitto. tanto piacere. Se per caso bisogna un avvocato c'è mio figlio. No, grazie. Ma, carissimo vicino santo, ma mi pare di una ciminiera giusto sucare un cappurca? Naturale. Se lo sucaro come la femmina è più bella del mondo. Una boccata di fumo e qui è come un bacio. O fumo a pinge, ma vince. Mi seduci come una carezza. Ma se l'avessi saputo prima di venire qua, me ne portava un pacco di socarri. Non vi preoccupate che mi fece ascolta prima di partire da casa. Bravo. A posto siamo allora. Ma senti Mario, ma un cucino Antonio ancora non si vede. Cucineggia, vi vidi, che ieri sbagliasto a dire che parola. Perché che feci? Sa finio. E ci dicisti? Niente, non ci facete caso, cose di femmine. Un zio canonico non aveva preferenza di vino. Sa poi sta preferenza nascia all'ultimo minuto. Vuole dire che c'era che cosa sutta? Certamente non è che pensate voi. Insomma, posso sapere di che state parlando? Ecco, a Lucina Maddalena, credi che a buonanima lo zio canonico aveva un certo debole per mogliere di Lucina Antonio. Tu per forza non fare comprometti. Oh, voi facete finti di questi non sapete niente, eh? E se mio cucino Antonio vuole soddisfazione? Tranquillo, Lucina Antonio non vuole niente. Ma chi è, figliato? No, è prudente. Ah, se avessi stato io al suo posto, a scuola avresti chiesto o morto o pure Camposano. Buongiorno a tutta la compagnia. E voi così l'appaltatore di Camposanto? Può darsi. Caro parenti, offre e pago io, come andate? Grazie, Cucino Santo. Ho pigliato un caffè. No? Un caffè mi fa bene di niente. In questo momento voglio stare tranquillo. Un bicchierino di massala. Peggio ancora. Mi pianta destra. Non raggiungo. E scattare. E vivono in bollenti spiriti? Ma secondo la circostanza della causanza, perché vi dite, io ho detto Robinetti, come che ti dinava a schiappare? Quando l'acqua è troppo calda, io apro il rubinetto dell'acqua fritta e regolo la mia temperatura a piacere me. Guarda, in questo momento la mia temperatura è normale, ma basta una sola goccia di acqua calda per fare scaturire in quel tale riscaldamento che avete detto voi. Ho capito.
pisciare sopra. Sciamano, tu t'abito di Pavaretti, a bocciona da maschiata, a vasca dal bagno. Sì, ma sciacquare tutta faccia il sotto. Tu state muta e lascia parlare all'uomo. Sì, a così nasciamo da Resani. Signore miei, io vi vorrei ricordare che sono malato. Perché voi? Caro parenti, una preghi. Come andiamo? Hai caputo che tutto sto panegirico, sto discorso dell'acqua calda, l'acqua fredda, la vasca da bagno, la temperatura, si riferisce a quella parola che vi ha detto ieri mia moglie. Credetemi, sono mortificato. Ma che ci volete fare? Se femmine sono senza giudizio, senza conclusioni, possono fare compromettere l'uomo. Niente, Cugino Santo, non vi scantate, che non ne compromettiamo. È una parola scongiuta dei femmine. Però, se voi che avete un bel bicchiere meno un tabbucca, no? E io che faccio? Vede mia mamma e vi dico, Caronia, niente per ne lasci. Voi che mi rispondete? Cacarotte siete voi. Non siamo d'accordo. E vi spiego perché. Senti, Quando io vedo mia mamma, il mio intento non è che tu da bene. Ma ti devi, come dicevo siamo ieri, in due un bicchiere di vino. Come io che volete dividere in due o in C. Vieni da zio Canone. Vieni da zio Canone. vedete non mi presentate mai. Ma io rido. E che come? Che sto signorozzo mi dice sto bene un bicchiere di vino. Io non bevo tutto, a mancanza oggi. E poi potete parlare come e quanto volete. Ma voi siete sicuri che è tutto vostro? Sicurissimo, io non bevo tutto, a mezzanotte. Vedi che tutto ti può fare quello male. Caro vicino Antonio, quello che vai a dire, voi già lo sapete. Ah, benissimo. E allora? Bisogna porsi a disposizione. Se volete essere qua fuori, potremmo parlare con più librettati. Benissimo. Aspettatemi all'uscita del paese. O tempo passo da casa e mi vedi tutto l'occorrente, va. E sono subito a porsi a disposizione. Benissimo. Voi facete i vostri interessi, io faccio i miei. Sta bene? Signori, ma insomma, dove vi credete di essere? State calmi, altrimenti vi butto fuori. Scusatemi, Notaro. Scusatemi, ma si cominciato prima voi E adesso basta. Intanto vi informo che il vicario Chiarenza, uno dei testimoni all'atto del testamento, è dovuto partire per Roma, quindi non è possibile essere presente qui per lui per l'apertura del testamento. Niente ci fa. È aperta l'udienza. Illustrissimo signor Natale, illustrissimo signor Cugino Mario, e cacchiamo sullo sceno del Cainci. In ricorrenza del triste evento della morte dello zio Canoni, ho portato qui con me a testimoniare il qui presente Cavaliere Amori. Cosa voglio fare?
Non vi preoccupate, cavaliere, gli studenti, il quale testificherà con la sua presenza l'apertura della rottura dei sigilli del canonico Pavazza. Così ho detto. Benissimo, Don Antonio. Allora, visto e considerato, l'altro testimone sarà il mio segretario Don Michelino. Ah, poi ci date qualche cosa sto ragazzo. Vabbè, non vedo l'ora. Adesso vi appiaceroso, metti via, sentite. Chi siete voi? E perché siete interessato all'apertura del testamento del canonico Favazza? Io, signor notario, sono un marito di mia moglie. La qui presente eretica Maddalena Favazza. Tanto piacere, comunque disponetevi per la lettura del testamento. Intanto vi ho preparato la nota pronto a firmare. Signori miei, ma come vi siete combinati? Ma disponetevi meglio! Questa è la busta contenente il testamento del canonico Favazza. Se qualcuno di voi vuole constatare l'integrità dei sigilli, può farlo liberamente. Diretto capire, ho capito che sogno un diretto. Se è chiesto, io sogno un direttissimo. E se ti chiesto io sono la celera. Signori miei, calma e ordine. L'hanno ammazzare se non mi la sto ridendo. Ma può ammazzare se già è morto. Un mazzo tutto paradiso. Muove e pipa ma la lingua. Ah, zio, questo gruppo in tuo omaggio. Dai, San Antonio. ma che sta facendo una battuta? Se mettessi davanti, se non cagava a certificare. Ah, se no capisci. Buongiorno. Siamo pronti? Sì. Questo è il mio testamento. Mi scusi, dottore, ma noi siamo venuti qua per il testamento del canonico Favazza. È giusto, se mi fa leggere, sto leggendo. Questo è il mio testamento. Guardassi, francamente, va, questo testamento non me ne frega niente. Ci ripeto che noi siamo venuti qua per il testamento del canonico Favazza. Ma insomma, mi vuole fare leggere? Il mio testamento non è il mio, ma è il suo, è lui che parla. Mi scusi! Non avevo riconosciuto voi! Mi perdoni? Io continuo. Allora, pazienza. Questo è il mio testamento. Lasciando questa terra di dolore, il mio ultimo pensiero lo rivolgo a Dio, perché nella sua grande misericordia possa destinare la mia povera anima assetata al cielo, fra il sorriso degli angeli. Perché mi è tutto mettere guarda. Dio, tutto benedetto. Per quanto riguarda le mie sostanze, dispongo come appresso. Istituisco mio erede ed esecutore testamentario mio nipote Antonio Favazza. Istituisco mio erede ed esecutore testamentario mio nipote Antonio Favazza. Ordine, per cortesia. Maruzzo!
Sia fatta la tua ultima volontà! Non hai firmato il Un momento, il testamento ancora continua. Continua. Allora, a bagno. A bagnarsi. Leggo ai miei nipoti Maddalena e Mario Favazza la somma di 50.000 lire ciascuno, che pagherà il mio erede 3 giorni dopo l'apertura del presente testamento. Si consumoi tutto, si consumoi. Gioia nuda. Zio perdona, perché non sanno quello che si fa. Signori miei, un momento, completiamo la lettura. Non c'è bisogno, basta, Fimmo. Un momento. Allora, a bagno. A bagnarsi. Leggo alla mia cameriera Venera a San Filippo la somma di 10.000 lire da pagare come sopra dal mio erede universale. Tutti santi e giusti, così più per amore che più 13 anni. Sì, facendoci arruffiare. Va bene, basta così, Fimmo. Un momento. Ancora ce n'è. Sì. Allora, a bagno. Alza che faccio. Alla salute, così non si più. Alla sassi. Anzi, perché di nuovo? Perché si voleva rimuovere ciò? Ma lei te mani e poi a bagno. Ma facili come mulini. L'importante è che mi fate continuare. Sarebbe più bianco. Leggo alle monachelle, figlie del divino zelo di Monforte, tutte le mie terre, incontrata Baronello, Bonerba, Zaccheo e Bililè. Si nivolarono, e ora mi si semine calamari, cucina Antonio. Mi pare che si può seminare in talasta tu Balagico. Fimmo, a bagno. Un momento. Leggo. Oh! E vedi sempre, levo! E si soggizzica che cosa? E scusi, vostro zio, è questa la sua volontà. Leggo ai Pavolotti devoti a San Francesco di Paola l'intero mio palazzo di via Vittorio Emanuele III, affinché possano farne un museo con biblioteca. E un palazzo singoloi, e ora un bagno non so fa stare Tornano già le mie a mettere a Gigio. Non voglio né tombe né marmi, ma soltanto una modesta fossa more pauper. e stivali di Mussolini. Don Antonio, ora potete firmare. E voi che ora mi prima voglio fare firmare quando non la vedere, non ora. Cucina Antonio, che faccio? Abbacco io. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Non dai, dici su giusto. Mio zio mi picchierebbe che ti la roba all'auto. Santo e giusto, questo lupo il tuo omaggio. E allora perché mi chiamo io? Scusate, non vi resta più nulla dell'eredità. E che mi resta? Lo specchio rotto, un divano senza voce e 4 sette sbagliati. E 2 coccione mangiate di surici. Cose da pazzi. Eppure quell'uomo sembrava così tanto equilibrato. Ma guarda mai, era sconcentrato, era. Scusate, se te ne cambia. Se proprio mi vedo peggio, non è che sera a pagare il gasto. Dico, siete sicuro che le chiesto un testamento di Manuel Favazza? Antonio, Don Non è Antonio. che caso le chiesto che sono giovanile. Don Antonio, purtroppo per voi questo è proprio il testamento del canonico Favazza. Tutto benedetto a ogni riposo. Caro cugino Antonio, di 2 bicchieri vino non barestò manco culo. Camarelli! Oh camarelli! Come andate? Portimi una bella bottiglia di vermouth.
abituata, voglio dire. Questo verbo tu come lo volete, chinato? Ma quali chinati? Ah, sì, ma non è. No, grazie signora, non voglio altro baldoria nel mio ufficio. Va bene. Allora prendiamo fuoco. No, cucino Mario, vieni con noi. Cavaliere, dai, quello per voi, non mi preoccupate. Non pastorate. Uno di chiedi, non mi preoccupate, accomodate, accomodate. Caro Don Antonio, qui c'è il verbale pronto a firmare. Ieri mi avete dato 2000 lire per l'apertura del testamento ed ecco qua. Qui ci sono 30 centesimi di resto. È possibile fregaste magari a 2000 lire? Notaro? Non capivo. Sti soldi mi prestò ma sono di casa, mi prestò io. Io oggi sti succedendo tornare. Mi ero obbligato a lasciarmi il deposito. Ma veramente vi dite? Io pensavo che l'erede era io. Ma infatti, vostro zio ha scelto proprio voi come erede. Notaro? Ma pure voi mi volete pigliare chissà? Ma fatevi rimborsare dalle monachelle, dal convento dei francescani. Voglio dire, Facessi fermare, io ho bisogno di malato. Non voglio un anno. prego. Don Michelino. Ma perché voi? All'ordine! Voi siete l'erede. Voi siete l'erede. Don Fregno non ha suo stundegno. Don Fregno. Don Fregno non si... Mi scusi, signor notario, ma sti 50.000 lire come la va a dare? L'erede. Michelino, buona giornata. Come volete? Sani! Ospiti! Mi lasciò a Bonamma do zio canonico e voglio lira per lira. E va bene. E allora volete dire che vi faccio un bello check bancario? Un momento che parlo io. Parla, chiesto! Abbonandomi allo zio canonico, a mia e a mia moglie, gli lasciò i 50.000 lire. Chi stanno a riscuotere entro 6 giorni, il testamento va a ragliare. E va bene! E vuole dire che se non pago, annate, e ci vai a dire una bella equitazione a Marino, tocca un po' tanto. E allora non mi dico così, una carogna! Ma chi è lo faccio? Come bilancio! Carogna, che ne vuoi? Non fare i sangue. Ha ragione, noi siamo signori, non ne potevo mischiare con questi gabinetti cesi. Comunque, caro cucino Antonio, vi ricordo che fra 6 giorni scada la gabbia. Pam, 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 pam. E che ne so? Antonio Gamini, Non c'è anche ora! Antonio Gamini, non prendi a casa. No, Caris! Scusate, qui è l'erede. Che tu dà? Poi, quando si ricomodo, Carrozza mortuaria di prima classe, servizio becchini, repliche, piangenti, crisantemi di importazione. Ma perché che devi normale, no? Banda musicale, il tutto per la modica cifra. scusate, ma allora non si dice l'erede canonico. E l'erede no, e poco di fatto. Allora come la a pagare sta nota? Prima mi disturbo di aspettare l'apertura del testamento. Ora il testamento aperto, le mi scelgono dal facci. Insomma, capì chi vi volete mangiare l'eredità senza pagare in macchina miserabile da scemotto. Vedisti, signorinetta, che è come meschino, ce ne stanno solo 4 cose vecchi. A mia non mi interessa vecchi, sacci solo che suo signore l'erede. E tanto
tutti zitti. Allora, ma magari domani vanno a casa a me fratelli e ci dà da aiuto. Salutiamo. Salutiamo. Una vita, Marino, disgraziato! Ale! Ale! Caso. Signori ma l'inferno me la so sto marino! Sì. Signore mio, è una che viene annati, un notare non vuole camurri. Io di carne, ne vuoi? Sono notare non mi tirare il tetto me la liri! Io ti prego, solo figli ti prego, ne avevo! Dottore, ma che si faccia? Che poveretto, facili! No, sto fermo vuoi tornare! Ma sono a casa. Vai, posso andare a la casa? E no, io non voglio chiamare, voglio stare qui. No, va vieni a casa! Va vieni a casa! Arrivederci, scusami. Guardate, veramente a un mese non ne mangiamo. Antonio, non è questo! Chi l'hai? Chi l'hai? Chi l'hai? Chi l'hai? Io me la so in tembrocchi. No, voglio guardare tutto lì! Vedi, voglio vestire di bianco! Anzi no, di rosso! E anche rosso, mascarato! Parrino orto di veste e di ricchezza! In tuo paradiso con l'angioletto se ne vuole andare! Guardatelo! E la mia piazza se troppo fermo! Voglio morire! Voglio morire! Così vai a morire! E come morire! Faccio come vicini! Un pantelino! Mi vai a mangiare un secondo! La bocca sollevò del pieno pasto! Ma io la bocca lei su! No! Tutto mi mangio! Tutto lo stroppo! Tutto! Tutto! Vi stai consegnando sani e puliti. Mi raccomando, ciantatevi buone. Va bene, signorina. Ma che peso ci dio? Non vi ripasava buono culo? Ma non ve ne visto d'accordo sulla dovenza? Già, sono troppo cari. Ma che state facendo? Un papà non vuole, costano troppo assai. Ma sta stare, mettila qua. C'è solo millilitri. C'è dei foto principali che tu mandi in sogno questo. Ma se non mi facete fare varetti con sta faccione, faccio le mani. Mario! Stai tranquilla, figlia attenzione. Sì, ma tu come fai? Tu non ti preoccupare. Quanto sei buono! Cantare, una buona notizia. A oggi stavo a parlare con i residenti della nostra associazione. Per l'impiego forse? Precisamente 5 mutilati è un cesso in ferrovia. E detto sito mamma. È demoralizzato Mario. Se tu avevissi ieri, quando tornato di un notario, ciancia, abbraccioi, mi bacioi e con un filo di voce mi dissi: figlia mia, avanza disgraziata. Disgraziata. E perché? C'è un Favazza che ti darà pane per tutta la vita. Mario credi? È pintuta. Oh Mario, Sì. se mi vuoi bene, pittura. Oh gioia, quante luci sta bocca vanno parla. Mario, lo so che non piace che mi dai nascondere. Se mi maritiamo non c'è bisogno che devi stare in cappellità. Stupido! Ora basta che baci però. Visto mesi finista la scuola. Ah sì, aspetta. Mario! E detto stai pagando pure un mese di classe. Basta Mario! Arrivo anch'io mio papà. Mario, tu non mi hai passato.
mi fa girare i 2000 lire di deposito. E è giusto che sti soldi danno a pagare i monaci e i francescani. Perciò Procino non ci pensare. Grazie. Grazie. Ma stiamo per ancora a casa? Veramente avevi tu un Caruso di Siviglia, ma Mario non vosi e ci resi 1000 lire da conto. Ah sì? Vuole dire Mario che ora diventi e ti porta a casa? No, invece no, arrestano qua. Ormai questa non è pure mia casa. Ah già, e tu ora sei di famiglia, sì. Ah Mario. Don Antonio, date Mario, un nuovo inquilino, secondo il contratto che voi firmaste. Vuole consegnare la casa in giusta settimana. Come facevo? Ah già, questa da casa me l'avevo dimenticata. Non si preoccupasse, cavaliere. O sia stato troppo buono mio. Sì signore, meno mai. E dite che tempo una settimana ce l'ha sta casa. Sì, ma voi ne appena andate? Un posto sempre trovo. Sotto ponte da ferrovia. Mi ha fatto una baracca. Un nuovo motivo. Don Antonio, parlate solo del bisogno delle cose. Cugino, non disperare, c'è sempre la mia casa. Ne sistemiamo come che potevo. No Mario, no. Tu ti porta a mia moglie e a mia figlita. Io prendo il signor Ruzzo. Ti suono un postichetto poco abbusato. No, non vi preoccupate. Che il mese di settembre si libera una cena un campo voleva dire l'appartamento è Codugno. A settembre! A settembre? E Cugino a settembre! Signori! Non facete chance di trovare la isola! La da lasciare così, per non tagliare! Sì, che ora sto paradiso diventò il vecchio della pecora. Voleva la prima casa. Partito l'orto di veste e di coscienza. Cavaliere, come un cibo di astario che fine io. Che faceva una puzza. Ma faceva una puzza! Ma con cane morto di 6 mesi. Io stavo già senza chiesa che aveva casa. A domenica ci si pia missa. Gli sto briagonazzo. Sì, briagonazzo. Perché ha leccato di vino. Oh gloria, l'angelo, la predica e lo credo. Si finiva tutte cose per adorare. Perché non vedeva l'ora, mi trovavo l'Eucaristia, mi se le parole per mi chiedo. Capisco? Non solo, gli spatti mi faceva. Antonio, isti che viene in quadro. E io direttamente ci rispondevo. Zeus, o ti mangi stessa minestra, o ti metti la finestra. E io mi rispondeva. In Celestia ti facciamo tutti conti. Amen. Zio feroce, ciaventoso, picciasì, che non ti lava la faccia per non urtare l'acqua. Se che carosito ci domandava l'elemosina, dicendoci pace o fame. Io ci rispondevo, segno di buona salute. E non venivo caro, no. Ognuno era mamma. Sappi che noi un carosito, poveretto. E sì, che mi faceva una pena, ma mi faceva una pena. Io tu, un gran cosadita, si stava caricando una gran pagnotta di panico a mortadella e che pomodoro sul toglio. Luca Rosito, hanno visto tutto il pelo di Dio. Si avvicinò e ci disse, pace, io signore che non mangio. Lo sapete come ci rispondevo pensiero? Non ti preoccupare, figlito, che tu puoi fare un bagno. Poi, hai capito? Tu non ci vedi tutto sto amore, memoria che prima volta.
Don Antonio, ma voi che ci volete fare? Vostro zio ha dedicato alla chiesa tutta la sua vita. Per lui era il suo piccolo mondo e tutto il resto non contava. Ciò però non è che voi vi giustificate. Chi sapeva reputare che aveva un nipote importante come a voi e quantomeno ci aveva lasciato il suo frutto. E io mi sarei accontentato, Paolo. Parola d'onore, mi sarei accontentato. Io non capisco una cosa però. Ma perché pigliamo i reti? E perché, cavolo? È così semplice. Un figlio apposta, per me va buono il dopo di tu. Sto caino penso io. Ora me ne posso chiamare. Poi che fai? A maccaroni, scopri che non ce la sono niente. Ci piglia un coppo, muori e amo su. Sto gesto. Sta arrivando un panino. A cuttina mi dissi che c'è cattia. Panini? Io non ne voglio sapere di panini, via tu ti scappi. Oh, Don Antonio, ricordatevi che siete in casa vostra e avete quantomeno il dovere dell'ospedale. E allora, un po' fuori e ci fa capace. Vicino! Vai di qua. Ma senti di qua, scusa, questo signor Parrino, per non dire signor Crasto, che cosa vuole di mia? Ah, e forse che a chi ricordo ti faccio fissa di mezzini? Va bene, dici che tutto quello che chiedi, me lo dai! Ma alla fine caiccia, non mi voglio chiedere, ma contava dormire! Santo Cristiano, ma lei che sbaglia? Deo gracias. Ora nobis. Io mi stai confondendo, cosa devo fare? Facciamo lo santo. S'accomodasse, reverendo. Ma se ne capi, poi capi. Dio vi benedica, cavaliere. Quante scaline nel vostro palazzo e io pensando tutti mi sono affaticato l'altro. È una modesta casa, caro vicario Chiarenza. Tutt'altro, cavaliere. Piuttosto, il signor Favazza, la portinaia mi ha detto che l'avrei trovato qui. Infatti, solo che... Ecco, mio padre sta poco bene. Forse la mia presenza è importuna. No. Ma quando mai? Non dice, ma accomodatevi, prego, ma sì, desiderate che ti ricordi tu zio canonico? No, signore, a me basta il suo conto celestiale scolpito nel mio cuore. È un grande ricordo questo. Piuttosto, invece, devo sistemare una delicata questione, personalmente questione Antonio Favazza. Aspettate, eccellenza, ora vai e pigiamo, Vicario, dovete scusare a me, ma non potevi sapere quanto sta soffrendo? Ancora per la perdita del caro zio? È un dolore inconsolabile. Oh, merita che l'anima benedetta di vostro zio una tale dimostrazione d'affetto da parte del caro nipote. Vicario, purtroppo sono nipoti. Non può abbracciare a suo zio. Ma sa nunca? Antonio. Vedi? Antonio. Antonio. Vedi che chi? Personalità del clero. Ciò vivi come da computare. Mi faccio vicario. Ci voglio presentare il mio caro amico Antonio Favazza. Piacere immenso. Capite questo dolore? Ma lasciatemi spiegare. E non lasciatemi! Non lasciatemi! Vedete come fa? Rientrando da Roma, appresi della morte del caro zio, così pure della lettura del testamento. Però voi capite che è un viaggio così lungo, la pietà, stanco. Ed ecco che sono venuto da venire adesso. Domando scusa. Ma che dici, oh signoria? Che dici, oh signoria? Dicevo, a buonanima del canonico Favazza. E vogliamo buonanima capire insieme!
Dicevo, la Filizia, a Bonanna mi fu compagno nella vita sacerdotale per oltre 40 anni. Dio mi fa e quando loro si accoppiano. Poi, quando vostro zio si ammalò, lo danno l'onore dell'ultima confessione. Oh, come l'avrei seguito volentieri. Lasciate che ci insegniamo. Poi mi chiamò e volle darmi le ultime sue disposizioni per stare in casa. Mi fece avere il cassetto e dicendomi queste testuali parole. Caro amico, all'apertura del mio testamento, al quale tu assisterai, e prenderai questo primo e lo consegnerai al mio amatissimo nipote Antonio Favazzi. Causa tempi di me la soi, sto pezzo di merda! Giusto l'indomani poi ricevetti l'incarico di sua eminenza e mi sono dovuto recare a Roma. Ed ecco che sono arrivato adesso. E vi chiedo scusa per il ritardo. Ecco qua, questo è il primo. Esso contiene 2 libretti di 250.000 lire ciascuno. Mi raccomando, apritelo adesso in mia presenza. Prego. Ecco il primo, apritelo. Accomodate. È sigillato, Padre vicario, mi scusate, volevo visto lei? Non ci ammazza a rompere i sigilli? Mi pare di rompere l'anima benedetta di mio zio! Come stesso sangue! Zio non so! Va bene, l'apro io. Sì. Bene, zio! Santo zio, santo! E l'altro zio? Ah, il buono zio! Aveva tuo zio e non sapeva! Oh zio, ma non come detto, ma potevi zio! Oh, come non non cominciamo di vero! Voi potete vedere il libretto che sono a portatore e voi oggi stesso potete andare a trovare la graduazione. Altrimenti, per se ci fosse stato scelto il testamento, avreste dovuto pagare la tassa di successione. Guardate che pensiero delicato che ha avuto vostro zio. Ma che gran pezzi sono fosse! Capito, ma caro bueno! Pacificario, mi raccomando, visti cantati, mi dai ci vai all'anima tutti in paradiso! È inutile non raccomandarvi da queste somme, ma voi dovete pagare tutti gli altri parenti, come disposto dal Santuomo. Sotto, oggi stesso a mia cugina Maddalena! Che mi vuole tanto bene! Ce ne dice 50.000 lire! Gli caccerò il suo vicino che sole, ce ne sotto! No, non ti preoccupare, non c'è più ora. Bene, degno nipote di quella malattia. Va bene, a questo punto, ma prima di dividere tutti questi soldi ai tuoi parenti, ti ricordi di ridare i mobili dell'appartamento. Subito, faccio il carico, io ho tutte cose che posso. E vede che nel cassetto ci sono 2 crocifissi, da voi. Io volevo sia pace. Senti, ti faccio notare.
no, faccio vicario, non è che come va. Ma mio zio si potrebbe affellere se non accetto un suo lasciando qua. No, signora, non si preoccupi. E poi guardi, nella stanza da letto c'è un quadro e un libro, un auto autentico del pensiero. Ma scusami, vicario, qual è che tu da Madonna Immacolata? Perfettamente, quello converrebbe venderlo, però stai attento alla valutazione. Non mi preoccupate, faccio vicario, io intanto ho tutto così caro. E poi se ne parla. A questo punto credo che la rivista si sia conclusa. Ma se aspettate, ora vai e mettiamo una bella carrozza. No, non si disturbi, conosco la strada. Scusate, pace. Io penso me la lì che ci deve essere di deposito. Non si preoccupi, provvederò a farvelo riportare personalmente dalla chiesa. Ah, faccio vicario, non c'è problema. Ma se lei proprio insisti. No, vai fare vai. No, non si ma se vicario, l'ho bagno. Oh, grazie, non lo devo. Ma almeno fino alla porta. Vai fare mano. Toglietemi 50.000 lire, 50.000 lire! Oh, siamo ricchi! Si tutto bene! Avanzo voglio bene! Vai, tu ora cammino via, canna alla banca per cogliere questo San Francisco, Nunzia, e pigliami la valigia per mettere i soldi. Su! Carolina! Guarda, piglio qua su! Oh mamma, non è convintissimo. Sto scatterato! Non so come pigliare. Così è andato, e ci pigliamo il stesso tigretti! Venica! Credi? Niente stava di già possibile, che avessi sapete? E soldi da banca? E che ti pare? Mi hanno dato tutta casa forte! Picchimini, una più piccolina! Oh mamma, i surici ci avevano venduto mano. Niente ci fanno! Perché poi mi faccio fare un tutto di oro! E tu? Venica, sta dentro uno spazio e c'hai tutti sotto i piedi bene. Uomo avanza, se ti chiudi questa bocca non è che saria male che ci comuno di anni! Almeno rigiri un cacchio picca! Sì, non ho permesso, vai a rivoglio! Mi pare un sogno, pare che mi stanno arrivando colore, che bello! Signora, ma che succede? Don Antonio ci chiese altri altri. A catena, uno di testimone mi chiesero come era l'amore. In carità, signoruzza, non mi parate per fare testimone. Ma manco un matrimonio di mia figlia. Un matrimonio della signorina è un onore mio particolarissimo. Viene a mutuanare e poi un sito. No, signora, ma che mi pare sul mio babbo? Subito capì che la signorina Sant'Ennia con signor Mario. Guarda, è uno che si esce campo e io credino non me ne ho accorciato di niente. Ma scusa, ora il momento sta arrivando, aspettiamo. Lui! Che ci sciazzaste alle spese! Non è che mi faccia mezz'ora! No, ma quello sui testimoni! Anzi, nulla! Io sono il capo dell'amore! E non ne avevo la vita! Ma ti devi conoscere la ciao, spesi! Dopo che ci passa il pesce mortuario, con contestate devozioni. Allora magari, ti permetti che ci sta un'altra faccia mezz'ora? Ma ce n'è una! Devo lavorare che mi ha fatto la faccia a me! E se perché sto per anni, perché mi stavo sfasciando una casa. E ora va a finire con mio marito, mi paga tutti i costi. Va bene. Io ora me ne vado. Perché a portare c'è molto camposata. E per diventare pure uguale. Oggi! La mezz'ora arriva. Arrivederci, educazione, capito? Sì, ciucciarlo. Signoruzza. Mi devo mandare la più disgraziata. Ora, Che bambina che sta facendo via? aspetta un attimo, adesso si rivolge, ma io sono che si Ah, che stai sentendo? Ma c'hanno cose. che si
Ciao, chiudiamo. Antonio, ma i soldi non mi sono. Ma in caso di ciò tu rinasca, Figlio, tuo vicino santo, e già ancora. A banca, fallio. A Fabio. Ma quando? di notti, Sì, oscuro. Fallero di notti. Ma così non si picchierà a vedere di nuovo. Vediamo quanto è squicchiatura. Mario, per favore, tu parla. Priamici di nuovo uno capo. Oh, ma sono sapete di scanto, a ghiazza è la fine di gente. Sì, ma che c'entra banca con questa fasciata? E c'entra, perché appena da più che a banca via falluto, sveglio, mi sto in terra e sbatto la testa e pesce la taglia. E che ci dici usando? No! Pino! Tanto era buono che si metteva tutta donna mia! E io mi offrivo tutti! Ma non puntare fino a te prima di aprire una ragazza! Poveretto. E poi che ci succede io? Ah, immaginate a me quanto mi scantai quando mi tu mi fanno. Subito chiamai la carrozza e lo portai all'ospedale. Per fortuna, nulla complicazione. E poi tu era tu so, ci resti 4 punti. Sì, 4. sì, Ma che dici? 4 punti di tesi. te dissi sì! Lui mi regalò! Perché era per me! Guaribile in 8 giorni. Ma tutte queste cose succedevano per troppa umilità di differenza. Perché se tu non avessi dato il libretto di giorno quando facevo il testamento, tutte queste cose non succedevano. Ora vai alla sacrestia e ci vedi, aspettate. E allora vediamo tutti i soldi di no! No! Che dici, babazza? Sono mucciati, sono! Guarda, va a fare una bella caccia al tesoro! Oh papà, forse è meglio che mai a di tucchi, che così devi quasi una picchetta. No, Agatino, tutto era previsto. Lo zio sapeva che la banca aveva fallito, lo sapeva. Che pensò io? Guarda, qui come di tutti i miei nipoti. E ora ragioni, Sì. Guardiamo bene. Poi che faccio? Ci va se presta al portatore. E tu che fai? Corri di questa banca per prelevare. E c'ho la banca falluta e ti piglia un coppo. Muori e non so. Ti avessi insieme via tutti quanti via. Allora, Antonio, ma non state dicendo? Voi state bevuto, cavaliere, state bevuto. Questa è una questione che mi impedite qui, cazzo. Oh papà, vieni con me, che ti accompagno e ti arrivo sino a picchetta al tuo letto, va mia. No, Agatino. Non ne
pozzavini più riposo è finito. No, Antonio, ma perché non pensato vicino a Maddalena che ci aveva tutti i soldi? Che ti è capace di migliorare tutte le cose? Io di tutti i voti che sogno con la banca, allì magari Ma che ti hai migliorato con lui Mariano, ma facendo? Tiziano, signora, ma Mariano, Tiziano. ma buona Tiziana, tu guarda quanti vari anche il tinto per tutti i carretti. Comunque, le mie si può portare tutti i vostri. Non voglio più niente di giocare, ma che buono niente. Prego, e qua lei. Piccola figli. Ma 500 reali.
chi si vuole disturbare? Mi dicessi una cosa, sto scecco ci arriva in tastaglia. O se mi porta chiaro? Ci arrivo. Scusa contadessa, ci hai trovato! Scusa zio! A questo punto credo che la mia visita si sia conclusa. Solo chi non lascia eredità di affetti, poca gioia, ricaverà nell'anima. Non sia bene di capace. Porca d'Italia, zio, porca d'Italia! Tu mi fai... Io stai a trovare. Antonio, mi sta chiamando questa questa fasciata. E hai pure me a spiegare, mi hanno ci stavo salvando. Antonio, di chi stai a Banca d'Italia? Gioia, di sti tempi, fallisci, ma cara dai! L'eredità dello zio canonico, personaggi e interpreti: Garzone, Alessio Sframeli, cameriere Alberto Inzana, Turinasca Giuseppe Giorgianni, Masina Giusi Bianni, Don Natale Nasca Pipparello Sframeli, Don Michelino Placido Inzana, notaio Dominique Sframeli, vicario Chiarenza Antonio Cannistra, cavaliere amore Nino Russo, Santo Giovanni Giorgianni, Maddalena Deborah Giorgianni, Mario Salvatore Cannistra, Agatina Giusi Bianni, Nunzia Cettina Lombardo. E se è ritornato dalla Banca d'Italia Don Antonio Pavazza, Enzo Spurio. Hanno permesso la realizzazione di questa commedia in service Nicola Cannistrà, tecnico del suono Tindaro Puglisi, aiuti di scena Pasquale Giunta, scenografia di Giuseppe Dario Pinto, suggeritrice Maria Fiore. Grazie a tutti. Signori, grazie a tutti voi per i vostri applausi. Si dice che ogni sorriso aggiunge un filo sottile alla sotticina. Scusate.